Tutto pronto anche in provincia di Agrigento per le primarie del PD in programma domani in tutta Italia per eleggere il segretario e l'assemblea nazionale del partito. 3 in corsa per la segreteria nazionale: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, mentre 1000 saranno i componenti eletti all'assemblea nazionale. I seggi, oltre 30 in provincia di Agrigento, saranno aperti dalle ore 8 alle ore 20 al viale della Vittoria numero 315 nei locali dell'ex UADAN, quello di Agrigento, mentre con punti di acquisizione del voto in gazebo o nelle sedi del PD locale negli altri comuni della provincia. Seggi anche a Cammarata, Canicattì, Licata, Sciacca, Favara e a Lampedusa. Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera elettorale e un contributo minimo di 2 euro. Voto aperto anche per gli elettori fuori sede, i giovani fra i 16 e i 18 anni e i cittadini italiani residenti all'estero o temporaneamente all'estero che si siano precedentemente registrati online, che devono presentarsi con un documento di riconoscimento e un contributo minimo di 2 euro. Potranno manifestare la propria preferenza pure i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, che dovranno portare però un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo e minimo 2 euro. Il voto si esprime tracciando un unico segno su una delle liste dei candidati all'Assemblea nazionale e sul voto di domani interviene il segretario provinciale del PD di Agrigento, Zambito. Le primarie, dice, rappresentano un momento importante per iscritti e simpatizzanti per tornare ad esprimere e magari ritrovare il giusto entusiasmo per le nuove sfide che attendono il Partito Democratico. Ci avviamo ad una fase importante con la celebrazione dei congressi di circolo e provinciale, superando gli steccati di aree, sensibilità e appartenenze preconcette.